come fanno a vivere in 11 in una cella di, saranno 15 metri quadrati, 3 livelli di letti a castello, un bagno, in condizioni veramente sfidanti. Io mi auguro che presto si riesca a trovare il modo di alleggerire la situazione, perché privare la libertà non vuol dire privare la dignità delle persone. Quasi la totalità dei detenuti fa uso di psicofarmaci e questo ce la dice lunga della difficoltà di vivere. È un'istantanea impietosa quella che viene restituita dalla visita del carcere di Santabona, organizzata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino, a cui hanno preso parte anche alcuni consiglieri regionali e le consigliere comunali Antonella Tocchetto e Carlotta Bazza. Un sovraffollamento che i numeri raccontano in modo inequivocabile: sono 238 le persone ospitate dalla struttura sui 160 posti disponibili. Una questione che naturalmente si riversa anche sul servizio psicologico. Sono presenti 238 detenuti e lo psichiatra è presente per 4 ore settimanali. 4 ore settimanali per 238 detenuti. È evidente che così è impossibile prevedere o inserire in un percorso di cura anche le persone più fragili, che presentano più fragilità, ad esempio quelle psichiatriche e psicologiche. Lo scorso anno ci fu anche un suicidio proprio nel carcere di Treviso, totalmente imprevisto perché la persona non aveva dato nessun segno di fragilità. È difficile intercettare il malessere, il disagio psicosociale e ribadisco, il carcere ad oggi, oltre a essere criminogeno, è anche insalubre. La situazione si riflette anche sugli operatori interni alla struttura, sottoposti a turni massacranti e ad un degrado costante, frutto del sovraffollamento e delle strutture fatiscenti. Si prendesse cura lo Stato dei suoi servitori, costretti al lavoro, un lavoro massacrante, umiliante, degradante, alla vista continua e quotidiana del degrado in cui vivono persone, esseri umani. Si occupasse di loro, se si occupasse dei detenenti, lo Stato probabilmente per effetto, perché c'è il contagio, per effetto starebbero meglio anche i detenuti.